La mafia colpisce al cuore con il sequestro dei patrimoni, è un principio non negoziabile, quello di restituire alla comunità i beni confiscati affinché i cittadini trovino un ristoro ai danni subiti dalla criminalità organizzata. Questo quanto detto dal presidente della regione siciliana Renato Schifani, che alla prefettura di Palermo ha siglato un accordo con l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, rappresentata dal prefetto Bruno Corda, un accordo istituzionale alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del prefetto di Palermo e del sindaco. Tanta strada si è fatta, io credo che oggi come oggi questo sistema sia un sistema fluido, operativo. Naturalmente occorre volere le cose, quindi chi vi parla a nome dell'intero governo vuole questa fortissima collaborazione sotto il profilo operativo, sotto il profilo dinamico, e anche il protocollo di oggi vuole essere un segnale a che i cittadini si rendano conto che le istituzioni sono vicine a chi ha subito torti mafiosi, a chi ha subito cini che li hanno privati della loro esistenza. Noi abbiamo celebrato recentemente i 2 anniversari che conosciamo, sono anniversari che ci fanno sempre ricordare quello che ha passato e quello che ha pagato la nostra terra. Però vi è stata dopo una reazione forte che è partita dal basso, è stata una reazione sociale al di là di quelle delle istituzioni e i giovani in particolar modo. Oggi sono contento del fatto che siamo qui a gestire allo stesso modo, con la stessa intensità, con la stessa sensibilità un tema delicato. La gestione dei beni mafiosi è una scommessa che non si può perdere e non stiamo perdendo, perché se no avremmo fatto un regalo alla criminalità organizzata e questi regali non li possiamo fare né intendiamo farli mai. La criminalità organizzata va combattuta senza se e senza ma.